2 giorni di sciopero questa settimana, altrettanti la prossima, il 20 e 21 aprile, nel caso la Regione non convochi al tavolo SNAMI e SMI, le due sigle sindacali di medici di base che hanno proclamato la mobilitazione, ambulatori chiusi e prestazioni garantite solo per pazienti terminali, oncologici e per i casi più gravi. La carenza dei camici bianchi e la troppa burocrazia che pesa nel quotidiano rapporto tra medici e pazienti, le due cause principali dell'agitazione. I medici si trovano sempre più sovraccaricati di pazienti, quindi con aumento sia del clinico e sia della burocrazia. Della burocrazia legata anche a nuovi carichi burocratici come i piani terapeutici. Aspetti che, spiega il dottor Cauchi, allontanano dalla professione i medici più giovani. Sovraccaricati dal numero di pazienti, in cui hanno circa 1800 pazienti a testa, senza segretari, personale amministrativo e quant'altro. Sono costretti a lavorare da soli e si è visto che, giustamente dico io, entro 6 mesi uno su tre lascia, va a fare un altro lavoro. Un cambio generazionale che manca e che ha molteplici conseguenze. Perché una collega in gravidanza non riesce ad andare in maternità perché mancano i sostituti, non ci sono i medici di famiglia. Aumentano poi gli episodi di violenza non solo verbale ma anche fisica nei confronti dei medici di base, problematica denunciata dallo stesso sindacato. Mandando una PEC al prefetto chiedendo che si venga istituito un tavolo contro appunto per fare in modo di trovare una soluzione. I medici di SNAMI e SMI sono pronti a fare un passo indietro e a sospendere lo sciopero se la regione, alla quale si sono rivolti anche in passato, ascolterà le loro ragioni. Mancata convocazione da parte nostra, dalla regione, dopo molte mail inviate e richieste di invio, perché tra 20 giorni ci scade il nostro contratto regionale. Quindi ancora ad oggi nessuno di noi, nessuna organizzazione sindacale è stata convocata al tavolo.